Assessore Scocimarro, oggi a Udine si è fatto il punto sui dragaggi. Come è andato? Intanto è una riunione importante di concerto con la Prefettura di Udine, quella di Gorizia e con Confindustria della Regione, affinché tutti insieme, con i sindaci, tutte le istituzioni, capitanerie, autorità portuali e quant'altro, si faccia squadra, si possa fare veramente, parlo di mare, un equipaggio vincente, affinché si possano portare a termine l'annoso problema dei dragaggi. Sappiamo che ci sono delle interpretazioni diverse da organi diversi dello Stato e noi con un protocollo d'intesa in cui coinvolgiamo tutti vorremmo condividere il percorso per i dragaggi. La Regione ha messo risorse importanti, tanti milioni di euro, ha fatto le delibere, è impensabile che non si possa fare i dragaggi, indispensabile per l'economia e per il turismo della nostra Regione.